Sono stato a Lignano Sabbiadoro d'inverno per scoprire il dietro le quinte della tipica estate friulana. Non vi mentirò, ho trovato quello che mi aspettavo, il paesaggio un po' desolante e malinconico dei luoghi di mare in piena stagione fredda. Però vi dirò, sono colpito perché ho trovato le ruspe al lavoro per preparare l'estate 2025. Fatemi sapere nei commenti cosa stessero facendo perché io davvero non ne ho idea. Per quanto riguarda il paese, devo dire che non è per niente male, è molto grande, anzi più grande di un tipico paese di mare. Non conosco i prezzi della zona, ma ho avuto la sensazione che il paese fosse in attesa di un turismo piuttosto benestante. Ditemi voi se mi sbaglio e se Lignano è anche un luogo molto popolare. Ad ogni modo, credo non manchi nulla per una tipica estate italiana. Ho trovato bar, gelaterie, locali e anche palazzi di nuova costruzione. Insomma, proprio tutto quello che serve a soli 60 km da Udine. Io ho impiegato circa un'oretta per arrivare. Non dimenticate